È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui. Ed è qui che ogni cosa comincia. Mi verrebbe da cantare quella famosa canzone, Armando, È primavera. Non siamo proprio in primavera, però ci stiamo avvicinando. C'è una temperatura straordinaria, bellissima. Quest'aria di primavera. Un po' di primavera, a noi piace questo momento. Piace per diversi motivi. Intanto salutiamo i nostri certo. ascoltatori e amiche e amici e li ringraziamo per essere sempre presenti e vedo certo. molti nei social. Bene, vi auguriamo un buon sabato intanto e che vi cimentate ai fornelli, magari con queste ricette che vedremo. Allora, sì. Allora, io oggi ho molte cose da chiederti. Sì. E ho trovato anche degli altri amici che ci sostengono. Ah sì, sai? bene, Sì. fa piacere. Ho trovato amici che ci sostengono perché sono loro sostenitori dei prodotti che noi andiamo a presentare in queste trasmissioni, che riteniamo facciano piacere ai nostri ascoltatori. Noi presenteremo i prodotti locali, i formaggi, i vini e altri, il pane e altre peculiarità del territorio. Certo. Oggi chi abbiamo? Oggi abbiamo un amico che è questo qui, Le Manzane. Ma allora Ernesto Balbinotti e la sua famiglia ci hanno accolti con grande semplicità ma con grande professionalità e ci hanno presentato i loro vini, i loro prodotti. E noi qui abbiamo portato come primo prodotto il famoso, questo è famoso perché è diventato un brand, il 2010. È un prosecco, come si legge dalla bottiglia, di OCG e è diventato, ormai non si chiede più il prosecco qui, ma si chiede il 2010. Questa azienda è una piccola azienda formata da papà, mamma e i due fratelli, fratello e sorella, e quando siamo andati a trovarli erano lì loro che lavoravano. Vi parleremo ancora di questa azienda in futuro perché è veramente straordinaria. Certo. E questo dimostra che noi amiamo le piccole aziende, quelle che producono, che fanno dei prodotti locali, Conegliano Valdobbiadene, cioè la zona, come si dice, è UNESCO, UNESCO, sì. Ecco, e perciò continueremo su questa E questo strada. è molto bello, che tu vai alla ricerca di queste piccole aziende che curano con grande amore il prodotto e quindi è una garanzia di più. E adesso, prima di parlare delle nostre cose, che ne abbiamo tante da dire, andiamo a vedere i nostri amici. È qui
che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui. Ed è qui che ogni cosa comincia. Siamo qua, siamo tornati Bene. in diretta. Armando, io vorrei leggerti un Sempre piccolo sul- capitolino dal libro, sempre dal libro, questo qua, guarda regia, Ultimo. Enzo ormai è diventato un esperto della mia posizione e perciò naturalmente vede. Armando Zanotto, tutto cominciò dal quaderno di Mamma Nella e qui hai scritto, è l'ultimo libro che tu hai fatto, Certo. e qui il 12° mi sembra, e qui hai scritto molte cose che riguardano sia la tua vita che le tue preferenze nel cibo. Il cibo. Allora io prendo spunto da questo piccolo paragrafo che c'è all'interno di questo libro che parla di ambasciatore della cucina veneta. Veneta. Nel 1972 e nel 73, dici, ricevetti dei riconoscimenti dall'Accademia Italiana della Cucina per aver proposto ai giurati il piatto della cucina veneta e riconoscendo le specialità più importanti, vere eccellenze della tavola italiana. Vero. Sempre nel 73 l'ENI di Roma mi chiamò per presenziare sempre come chef alla settimana della cucina italiana a Strasburgo. Sempre in quell'anno vinsi il premio regionale della Teccia de Oro e ancora nello stesso anno venni chiamato dall'Ente Turismo di Venezia alla settimana della cucina veneta al Salone delle Vacanze di Losanna. Esatto. Raccontaci un po' questo Ecco, in piccolo questo salone era allestito, quindi andava avanti un 20 giorni, era allestito da maestri vetrai che facevano dei piccoli simboli di vetro che poi omaggiavano alla gente che visitava questo salone che dimostrava tutta la nostra regione, no, del Veneto, per chiamare turismo, per far introdurre turismo nel nostro territorio. E quindi Venezia faceva queste piccole emozioni di vetro, poi altri presentavano qualche altro prodotto e io invece avevo il compito, purtroppo dico perché era una cosa molto bella, però molto faticante, perché si aveva creato una piccola isola dove venivano omaggiati, assaggiati dei piccoli assaggi di cucina tipicamente veneta, no? E ora un giorno i radici e fagioli, questo è come che ti piace a te. Ah sì, tanto. Un altro giorno era la fettina de salame accompagnata magari scottata con poeta. Perché non serve il mio tanto per fare un piattino? E poi magari un giorno veniva fatto un risotto superbo, magari, sempre con le erbe, con le cose del nostro territorio. E là non vi dico, cari amiche e amici, alla fine te che mettevi dentro quel pizzico di amore. E te veniva a fare un risotto che la gente che veniva era così spinta di tornarlo a assaggiare. Poi erano tanti altri piatti, dei biwi in salsa, erano tutti piccoli assaggini che si faceva al momento e la gente purtroppo con piacere faceva una grande fila di attesa perché dovevamo dare un assaggino a tutti quanti. Ecco, io dico, è stato un grande lavoro, però con grande soddisfazione. Vedete, Armando non gli interessano i premi che prende, No. gli interessa, parla del cibo, perciò Armando sempre più grande.
È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui. Ed è qui che ogni cosa comincia. Ecco, siamo tornati in diretta. Non dimentichiamo il pane che mettiamo a tavola, il pane fatto... È un elemento importante a tavola. Certo, e il pane del quale parliamo noi è del mio amico Bepi Darè, che non c'è più, ma ci sono i figli. C'è Armando. C'è Armando che conosci molto bene. Vedi, C'è Armando, c'è Carlo, sfugge. c'è la sorella. Certo. Ci sono i figli che portano avanti questa bellissima azienda. Bene. Che fa il pane da tavola, che sono i bibanesi. Esatto. Comunque li vedremo anche questi nelle immagini della nostra pubblicazione. Però io ti avevo sentito prima parlare di una certa Antonella. La prova del cuoco. Ma se tu mi dici Armando Zanotto, io so chi è, so le trasmissioni che fa con un certo Bruno Zanetti, che, insomma, così, ma Clerici, Sì, questa me la devi dire te perché non conosco. sì. Cara Antonella, abbi pazienza, intanto sei una bellissima ragazza giovane, sei affascinante, trasmetti sole, sei solare e mi piaci da morire perché comunichi bene con la gente. Ma l'Ave lo sa? Sì, tutto a posto. E quindi mi sono un po' vecchietto, però ho 65 anni di attività sui fornelli, ho scritto 12 libri, con ciò non ti dice niente questa cosa qua, però... C'è 65 anni di fornelli perché a un anno lui faceva già l'uovo sodo. Sì, no, dopo un anno. Quindi quello che ti dico è che io ammiro la tua trasmissione perché dà calore, dà il senso di quel calore umano, gioia. Però fammi una cortesia, con tutte queste robe belle che abbiamo nel nostro, parlo del nostro territorio veneto, Trevisan, ma in tutta Italia, tutte le regioni che abbiamo delle cose da scoprire, delle meraviglie, perché le nascondiamo? Andiamo alla ricerca e presentiamole a questo cuoco che tu presenti, non come l'altro giorno che ho visto una simpatica signora che ha presentato, con tutto rispetto, un piatto cinese. Tesoro mio, Antonella, vai con i prodotti delle nostre regioni italiane che siamo invidiati da tutto il mondo, anche dai francesi, che era una potenza, per il nostro territorio, per la nostra cucina che facciamo scoprire a tutti questi forestieri che ti vienen a trovare. Antonella, che dire, io ti do un abbraccio e arrivederci. Ti devo confessare una cosa. Guarda che Antonella ti piace il salame, sai tu? Sì. Allora, il salame soppresse non altri... noi abbiamo buoni salami. Sta attento. Cosa mi ha tu preparato sta settimana? Entriamo, come dicevi, sulla primavera, aria di primavera, quindi gioia di uscire, a passeggiare per le colline, per i campi, che non ha vicino equine, e però qua mi farò per un mese e mezzo tutti i piatti con erbe, sparagi, tutto questo che si può andare fino a giugno, a primi di giugno, così che la materia è buona e quindi è viva quando la mangi, è viva quando la fai. E oggi iniziamo, mie care amiche, con una semplice fortaia con i scioppettini. Che i fuciletti in italiano. No, non è i fuciletti. Sì, nel nostro dialetto, caro Bruno, si dice fuciletti, scioppettini, grisol e tanti altri nomi, perché ogni regione ha il suo dialetto
Però in italiano, miei cari signori, si chiama strigoli. Che sei qui là, questi qua. I così buoni. E quindi oggi semplice, piatto semplice, pochi ingredienti, poco costoso e facile da fare. Quindi domani, se vadi Mario oggi o domani un po' a passeggiare per qui, andare a trovare un po' di strigoli e fare una fortaia che è così semplice e buona. Non so quanti che sei in casa, ma mettete 2 o 3 uovi a persona e quindi li mettete su una bowl, li sbattete con una forchetta che mettete un pizzico di sale, se vuoi un fiato del pepe per farvi venire il morbin, e dopo, una volta che vi preparate così, una bella padea antiaderente, un giosso di olio, se vuoi un tocchetto di burro, e quando sciolto versate questa bowl in questa padella antiaderente e lì giocate con una fantasia vostra, che è anche simpatico, il calore deve essere molto moderato e quindi le uova si cominciano a rapprendere e vatti con una forchetta in tutti i bordi della padea e quindi lasciate spazio che la uova vada giù nei lati ancora della padella e dopodiché lasciate pian pianino andare non a fuoco molto forte. Quando che capì che sopra se squagli tutta la parte dell'uovo rassodata in una parte umida, cosa che fa? C'è un piatto che va dentro nella padea, no? E c'è più padea e il piatto, e allora se la padea è così. E quindi poi dal piatto che c'è la fortaia lo fate scivolare ancora in padella e lo fate cuocere pianino ancora per 2 o 3 minuti. Dopodiché lo presentate in un piatto che dentro che c'è sciopettin, perché mettete dentro nel frattempo tutti i sciopettin e lo presentate e dopo il mangiare così piacevolmente con, può essere dei grissini anche se tu, oppure un pane, però è una roba semplice, buona. Certo, è una roba buona assai. E che dire, qua, caro Bruno, ti notissi tanto bevareccio, però mi sono molto bevareccio e quindi qua vuole un bel prosecco che ti rallega le papille gustative e ti manda su sta fortaia in un equilibrio perfetto, caro Bruno. Non solo le papille gustative, ma anche le pupille visive, perché è un piatto semplice, bellissimo. Certo. E qui io ti ringrazio per questa ricetta. Salutiamo i nostri amici e gli diamo appuntamento per la prossima settimana. E tanti buona domenica. Buona domenica. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui. Ed è qui che ogni cosa comincia.